siamo arrivati all'epilogo della contestazione silenziosa che è stata fatta dai commercianti in Conegliano e è stato fatto anche uno speciale primo maggio. Dallo speciale primo maggio si evince che i coneglianesi, i commercianti di Conegliano si sono comportati nella maniera più corretta possibile, naturalmente con l'entusiasmo che prevede il primo giorno di uscita o comunque un giorno di uscita non in libertà e in sicurezza. Marzia, mi puoi dare le tue sensazioni? Come vicepresidente Ascom di Conegliano io volevo ringraziare tutti i commercianti che hanno rispettato le normative, sono rimasti fermi davanti al loro negozio, quindi tutto quello che è successo comunque non è dipeso da noi. Noi siamo contenti di aver dato un segno positivo, quindi Ascom di fatto ringrazia i commercianti, i suoi associati, perché comunque sono in linea e vanno tutti nella stessa direzione. Ciò che noi di Ascom possiamo dire è che sicuramente stiamo lavorando per una ripresa importante. Non posso fare grandi anticipazioni perché ci sarà fra poco una conferenza stampa dove verrà presentato un progetto di riavvio sicuramente importante che darà la possibilità ai commercianti di avere una marcia in più per ripartire. Jolly, nel cassetto da giocare, quindi per una ripresa grandiosa. Grazie a tutti, veramente, grazie di cuore anche a voi che ci seguite e ci date la possibilità di divulgare le notizie giuste. Allora, intanto un ringraziamento grande va a te perché appunto ci hai seguito in questi giorni, ma un ringraziamento particolare va a te perché ieri hai fatto uscire quello che veramente era il vero senso del sit-in, cioè quello che ci siamo sempre detti, di vedere gli occhi, di vedere le persone fuori dalla propria attività, e tu con quel video, che è stato molto apprezzato, hai dato proprio il segnale di cosa volevamo fare e di quello che abbiamo fatto alla fine. Perché io voglio solo ringraziare, come ha detto Marzia, commercianti, partite IVA, artigiani, esercenti, tutti quelli che c'erano il primo maggio. Sono stati bravi, mascherine, guanti, misura di sicurezza, e veramente posso ringraziare tutti. Voglio ringraziare, oggi è la giornata di ringraziamenti e non delle polemiche, quindi voglio ringraziare tutte le forze dell'ordine che c'erano, che mi hanno fatto sentire proprio sicura. Voglio ringraziare il sindaco Fabio Chies perché è un sindaco veramente in mezzo alla gente, è un sindaco che è sempre presente per il nostro benessere. Volevo ringraziare anche tutta la stampa comunque che c'era, perché comunque era una giornata di festa, poteva stare a casa e invece c'era, come eravate voi. Un ringraziamento anche a Sebastiano Mescolotto, e in particolare per una foto che mi ha fatto un po' commuovere. Ecco, io volevo ringraziare veramente tutti, e il ringraziamento più grande va all'associazione Conegliano in Cima, di cui io ne sono la presidente, che non si vede mai perché mi giro non c'è, ma l'importante è che c'è proprio, ci siamo una grande squadra e siamo vicini a tutti. Ecco, questo è quello che volevo dire.